Qui nel presepe nella chiesa di Correglia Ligure di San Nicolò cosa troviamo? Abbiamo eseguito un presepe molto semplice, abbiamo ricostruito un'oasi con una tenda dove c'è la natività per uscire un po' dai soliti canoni del presepe tradizionale, realizzato molto semplicemente, un lago, delle casette realizzate dalle bambine e con delle statuine che ci hanno donato la comunità di Coreglian Terminelli, con cui abbiamo un gemellaggio da un po' di anni. In quanti ci avete lavorato al Abbiamo presepe? lavorato in 5 o 6 ragazzi, Don Salvador, che è appena entrato ma si è prestato subito, e la sera Quanto tempo ci siete stati all'incirca? è dall'inizio di dicembre, qualche sera a settimana tutti insieme. Diciamo che offre anche un momento di convivialità da passare il fatto di costruire il presepe. Una scusa per incontrarci un po' la sera, per fare 2 chiacchiere e per passarci le serate, per aprire un po' la chiesa, per far venire un po' di gente a Coreglia. Se dovesse consigliare ad un visitatore un modo per guardare il presepe, per magari scorgere qualche dettaglio che non si nota all'inizio, cosa gli direbbe? No, di guardare la tenda sicuramente e un po' anche il lago dietro, anche se bisogna salire un po' più in alto per vederlo. Sicuramente in questo presepe grande centralità per la natività e anche una cosa che non si nota molto, abbiamo una capanna, una tenda anche molto arredata, cioè con molti dettagli, molte cose. E sono un po' di anfore, di tappeti per fare un po' di ambientazione tipica del deserto che abbiamo recuperato nei vari anni che abbiamo svolto il presepe. Di anno in anno aggiungiamo qualcosa.